Sì, veniamo da 4 vittorie, sarebbe stato bello un risultato, ma impossibile. Una squadra di un altro livello, un'altra categoria. Ma proprio a livello fisico, al di là del gioco, abbiamo visto altre squadre che palleggiano bene, ma qua parliamo proprio di una categoria superiore per questa lega, per questa serie. E non c'è stata mai partita, diciamo i primi 5-6 minuti magari potevamo fare un gol, potevamo evitare di regalare il primo gol, però fondamentalmente magari non sarebbe fino a 9-1, ma 5 ce l'avrebbero fatti sicuri. Allora, diciamo che in realtà i playoff non ce li abbiamo proprio in mente noi. Se fossero arrivati sarebbe stata una bella cosa, però non abbiamo mai pensato ai playoff. Il nostro obiettivo è quarto o quinto posto, cioè la salvezza senza play-out. Per quanto riguarda un pronostico tra Lazio e Tormarancia, oggettivamente ritengo siano un po' più preparati fisicamente la Lazio, però Tormarancia è una squadra anch'essa fortissima, quindi magari può anche vincere perché credo che abbia un centrocampista che ha fatto più gol di me, cioè 15 come me, anche lui penso sia un'altra categoria. Eh, Comunque noi siamo contenti del nostro cammino, certo 8-1, 9-1, non so quanto, è brutto perdere, però noi non ci buttiamo giù, non era questa la partita da vincere a tutti i costi, siamo arrivati qui abbastanza comodi, quindi va bene così. Volevo ringraziare anche oggi il nostro sponsor, la Cozzi, che è un locale in via Cardano, e lo ringrazio.